Papa Francesco in Marocco come servitore di speranza. Il coraggio dell'incontro è via di pace, ha detto il pontefice, che insieme al re Mohammed VI a sorpresa ha lanciato un appello per Gerusalemme. La confessione è il passaggio da miseria a misericordia, così il Papa nelle 24 ore per il Signore. Francesco ha confessato 11 fedeli provenienti da Vietnam, Italia, Polonia e Colombia. Territori spopolati, comunità che si rinsaldano, solitudini da affrontare. È l'immagine della vita delle parrocchie di Santa Margherita Ligure emersa nel corso del dibattito organizzato per la visita pastorale. A Santa Margherita Ligure la Giunta ha approvato il progetto definitivo per la ricostruzione del porto. Mercoledì sarà firmato il decreto per lo stanziamento dei fondi. Il Comune sarà nominato ente attuatore. Il ruolo delle competenze trasversali nel mondo del lavoro. I giovani studenti impegnati a redigere un progetto che sottoporranno alla Regione venerdì prossimo a Chiavari. Quinta edizione del premio Francesco Dall'Orso a Lavagna, momenti di commozione per il ricordo dell'artista scomparso il 16 marzo, ritrovato e letto il discorso che aveva preparato per l'occasione. Un atleta vale sempre più del risultato, così Don Alessio Albertini a Chiavari per il convegno organizzato dal comitato locale del CSI, premiati i campioni del territorio. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Un appello congiunto per Gerusalemme, riconoscendone l'unicità e la sacralità e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di città della pace. A lanciarlo, a sorpresa e fuori dal programma ufficiale, sono stati Papa Francesco e il re Mohammed VI nel corso del primo giorno del viaggio apostolico del pontefice in Marocco. Nel suo primo discorso ufficiale sulla spianata della Torre Hassan, il Papa ha esortato a creare una società aperta, plurale e solidale, investendo nella cultura del dialogo, unica strada per contrastare il fanatismo e il fondamentalismo. Sentiamo. Con il saluto del re Mohammed VI e dell'arcivescovo di Rabat, Monsignor Cristobal López Romero, è iniziato ufficialmente il 28° viaggio apostolico di Papa Francesco in Marocco. Il pontefice vi giunge come servitore di speranza, una speranza declinata sotto diverse forme e priorità: l'ambiente, il rispetto della casa comune, la necessità di invertire la curva del riscaldamento globale e riuscire a sradicare la povertà. Il dialogo, il pontefice ha parlato di coraggio dell'incontro e della mano tesa, antidoto a estremismo e odio. Il rispetto, è indispensabile opporre al fanatismo e al fondamentalismo la solidarietà di tutti i credenti. Nel cuore di Francesco c'è anche la preoccupazione per la grave crisi migratoria, che è per tutti appello urgente a cercare i mezzi concreti per sradicare le cause che costringono tante persone a lasciare il loro paese, la loro famiglia e a ritrovarsi spesso emarginate e rifiutate. Si tratta di un fenomeno che non troverà mai una soluzione nella costruzione di barriere, nella diffusione della paura dell'altro o nella negazione di assistenza a quanti aspirano a un legittimo miglioramento per se stessi e per le loro famiglie. Sappiamo anche che il consolidamento di una vera pace passa attraverso la ricerca della giustizia sociale, indispensabile per correggere gli equilibri economici e i disordini politici che sono sempre stati fattori principali di tensione e di minaccia per l'intera umanità. Dopo il suo primo discorso sulla spianata del Tor Hassan, il Papa si è recato insieme al re al mausoleo di Mohammed V per poi giungere a Palazzo Reale. È qui che arriva un fuoriprogramma. I due firmano un appello congiunto per Gerusalemme, riconoscendone l'unicità e la sacralità e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di città della pace. Auspichiamo di conseguenza, scrivono i due firmatari dell'appello, che nella città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle 3 religioni monoteiste e il diritto di ciascuno a esercitarvi il proprio culto, così che a Gerusalemme si elevi da parte dei loro fedeli la preghiera a Dio, creatore di tutti, per un futuro di pace e di fraternità sulla terra.
E ciò che è in gioco e il volto che vogliamo darci come società è il valore di ogni vita. Così il Papa ha sintetizzato la sfida delle migrazioni durante l'incontro con i migranti nella sede della Caritas di Rabat, che ha chiuso la prima giornata di Papa Francesco in Marocco. Si sono fatti molti e positivi passi in avanti in diversi ambiti, specialmente nelle società sviluppate, ma non possiamo dimenticare che il progresso dei nostri popoli non si può misurare solo dallo sviluppo tecnologico o economico. E quindi il monito, esso dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuovere da chi bussa alla porta e col suo sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita, idoli che promettono una felicità illusoria ed effimera costruita al margine della realtà e della sofferenza degli altri. Realizzare alleanze capaci di riscattare spazi in cui accogliere, proteggere, promuovere e integrare, spazi in definitiva in cui dare dignità, è stata questa la consegna di Papa Francesco. E Telepace seguirà in diretta anche domani i diversi momenti del viaggio apostolico di Papa Francesco in Marocco. A partire dalle 10:30 su Telepace 1, canale 15, potremo seguire la visita privata al centro Rural de Service Sa, l'incontro con i sacerdoti, i religiosi consacrati e il consiglio ecumenico, al termine poi la recita dell'Angelus. Nel pomeriggio alle 15:30, sempre in diretta da Rabat, la Santa Messa presieduta da Papa Francesco, a cui seguirà poi la cerimonia di congedo per il ritorno in Vaticano. E si sono concluse questo pomeriggio alle 18 le 24 ore per il Signore, celebrazione penitenziale voluta da Papa Francesco alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Ad aprirle nella Basilica Vaticana il Papa stesso, che dopo una breve riflessione si è fatto lui stesso penitente. Vediamo il servizio. Gesù e l'adultera, la misericordia e la misera è il binomio con cui Papa Francesco, presiedendo la liturgia penitenziale in San Pietro in apertura delle 24 ore per il Signore, rilegge nella sua omelia il rapporto di amore che ci lega a Dio e che ha nella confessione un passaggio chiave. Il sacramento è nelle parole del Pontefice, l'incontro di salvezza con colui che ci conosce, ci ama, ci libera, permettendoci di ripartire rinfrancati. Lì leggiamo ogni volta che siamo preziosi agli occhi di Dio. Senza Dio non si può vincere il male, solo il suo amore risolleva dentro, solo la sua tenerezza riversata nel cuore rende liberi. Se vogliamo la liberazione dal male va dato spazio al Signore che perdona e guarisce e lo fa soprattutto attraverso il sacramento che stiamo per celebrare. La confessione è il passaggio dalla miseria alla misericordia e la scrittura di Dio sul cuore. Lì leggiamo ogni volta che siamo preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Ed è così che nel silenzio che avvolge la Basilica si apre quello spazio interiore necessario per l'esame di coscienza. Da qui l'inizio del rito della riconciliazione e poi le confessioni, cuore della celebrazione, momento privilegiato per lo stesso Pontefice. E Francesco il primo ad inginocchiarsi, mentre 80 padri si distribuiscono nella Basilica Vaticana, accogliendo i fedeli nei confessionali. Quindi, da penitente, Francesco si fa confessore per 11 persone provenienti da Vietnam, Italia, Polonia e Colombia, dando il via ancora nel raccoglimento all'iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che in tante chiese vede per 24 ore porte aperte all'adorazione e alla riconciliazione. E prosegue il cammino del Vescovo nella visita pastorale che sta toccando le comunità di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. Ieri sera c'è stato un momento inedito, un incontro pubblico aperto a tutta la popolazione che è stato preceduto da un'analisi di tipo sociale e demografico e dalla presentazione delle attività delle parrocchie. Sono state proposte alcune interviste realizzate in tutte le comunità dell'ambito dedicate al rapporto con la fede. Le conclusioni sono state tracciate dal Vescovo diocesano. Vediamo il servizio. Santa Margherita Ligure negli ultimi 10 anni ha perso 100 abitanti all'anno, Portofino 10. È il dato proposto da Francesco Gastaldi, professore di urbanistica a Venezia, nel corso della serata di confronto organizzata dalle parrocchie nell'ambito della visita pastorale di Monsignor Tanasini. Una crisi demografica forse anche poco dibattuta e poco approfondita dal punto di vista anche poi delle politiche, degli interventi che potrebbero sostenere o mettere in atto dei processi di rilancio.
Paesi che si spopolano e diversi fronti aperti, il lavoro che si stagionalizza e le abitazioni che mancano perché inserite in un circuito di affitti che lascia poco spazio alla residenzialità. In questo territorio vivono le 7 parrocchie dell'ambito pastorale, la cui vita è stata descritta nel corso della serata e di qui è scaturito il dibattito. Il fatto di essere pochi aiuta a stringere legami. Mi sembra che questo sia un aspetto che ci aiuta a capire che appunto la fede può entrare in rapporto e può giudicare, può aiutare qualunque circostanza. Il compito di ognuno è proprio scoprire che questo è possibile. Un tema senz'altro da affrontare è però la solitudine. Tante persone, anche fermate semplicemente per strada, nelle interviste realizzate per preparare la serata, hanno però detto di credere in Dio. Ognuno porta in sé un senso di Dio e un qualche legame con Dio, ecco. E io come prete mi sentivo richiamato, forse in generale come parrocchie, siamo forse chiamati in fondo a essere un po' a servizio di questo, no? Nelle comunità c'è sempre il desiderio di vivere la vita buona del Vangelo. Mi sembra che nella città ci sia un po' questo clima che io ho vissuto in quegli anni là di rinnovamento, che ci sia di nuovo questa passione in tanta gente di voglia proprio di crescere nella fede. Da parte di Monsignor Tanasini una osservazione a fine serata. C'è un senso diffuso di Dio, ha detto il pastore della diocesi, che però talvolta è evanescente. Dio però ha un volto preciso, si è incarnato, non crea distanze ma avvicina. Io vorrei davvero che fossimo in grado di dare questo annuncio, che non è un'intenzione di proselitismo. Papa Francesco ci dice di diffondere la gioia del Vangelo. Ma siamo capaci di diffondere la gioia del Vangelo? Anche le nostre comunità hanno questa impronta di una gioia da diffondere, perché è vissuta. E questo pomeriggio la visita pastorale di Monsignor Tanasini è proseguita a Portofino, dove ha incontrato i catechisti delle 7 parrocchie dell'ambito pastorale, a cui è seguito un momento di incontro con i giovani delle varie comunità. Domani mattina Monsignor Tanasini visiterà i luoghi colpiti dalla mareggiata a San Michele di Pagana a partire dalle 10. Alle 11 la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele, celebrazione che sarà trasmessa in diretta TV da Telepace sul canale 15. Nel pomeriggio alle 15 a Villa Durazzo la tavola rotonda sui temi del lavoro e del turismo a 5 mesi dalla mareggiata che ha profondamente segnato la vita del Tiguglio occidentale. E restiamo a Santa Margherita Ligure, ma voltiamo pagina, torniamo sullo stanziamento di 15 milioni di euro annunciato dal Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi per la messa in sicurezza della diga foranea del porto. Entro il 2020 sarà ricostruita, vediamo nei dettagli quali i prossimi passaggi. La messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure ha già un iter ben definito. Mercoledì a Genova il commissario per l'emergenza Giovanni Toti firmerà il decreto per lo stanziamento dei fondi. Il comune di Santa Margherita Ligure sarà nominato ente attuatore e verrà firmata anche una convenzione per il coordinamento dei lavori. Quindi ci sono tutte le condizioni, insieme agli ulteriori 3 milioni trovati dal Ministero dei Trasporti, per cominciare una buona metà dei lavori necessari. La seconda metà, anche per ragioni meramente di tempi di esecuzione, sarà finanziata nel 2020 in modo tale che entro la primavera dell'estate del 2020 l'intero lavoro sia stato fatto. I 3 milioni stanziati dal Ministero si aggiungono ai 4,5 già assegnati per la gestione dell'emergenza. È la prima parte dei 15 milioni promessi dal Vice Ministro Rixi. Li ha messi il governo perché è evidente che, come dire, noi stiamo gestendo in regime commissariale dei soldi che ci sono stati riconosciuti sui danni, li ha messi e lo riconosciamo, li aggiunge anche oggi con un provvedimento del Ministro Rixi che verrà gestita autonomamente dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. Intanto in giunta l'amministrazione di Santa Margherita Ligure ha approvato il progetto definitivo che a breve sarà discusso in conferenza dei servizi. Secondo il sindaco il comune avrà in mano già entro settembre il piano esecutivo e l'affidamento dei lavori della prima tranche finanziata. Questo è un progetto che è adeguato per poter rispondere positivamente ai eventi calamitosi della dimensione della mareggiata di ottobre. Pertanto è molto potenziato nella capacità, di contenimento della forza della natura, anche se in realtà ambientalmente ha un'incidenza minima. Non viene rialzata né la scogliera né la massicciata, non viene prolungato il porto, ma semplicemente la massicciata viene potenziata come tipologia di massi, come struttura e con un pennello di incremento nella zona di punta per poter rispondere positivamente anche alle aggressioni del vento che arrivasse da Scirocco.
Andiamo a leggere una notizia sul nostro sito teleradiopace.com. È stato approvato il calendario scolastico 2019-2020. Il nuovo anno inizierà lunedì 16 settembre e finirà mercoledì 10 giugno 2020. Un inizio in linea con la scelta dello scorso anno, si parte a inizio settimana. In totale saranno 206 giorni di attività previsti dal calendario che si possono ridurre di una giornata nel caso in cui le lezioni ricadano nella giornata del santo patrono. Ci sarà poi un margine di 6 giorni per chiusure decise dalle scuole o per assorbire le eventuali allerte meteo come per l'anno in corso. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le attività si concluderanno invece martedì 30 giugno 2020. La cronaca: ha avuto un infarto mentre era alla guida della sua automobile ed è andato a sbattere contro le strutture presenti a bordo strada. È morto così un uomo di 65 anni questa mattina a San Salvatore di Cogorno mentre percorreva la strada che porta dal fondovalle al Monte San Giacomo. Sul posto il 118, l'ambulanza e per assistenza ai vigili del fuoco. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un deposito di materiale edile è andato quasi distrutto dalle fiamme divampate ieri sera in salita Costa Fredda a Genova. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Genova Est. L'incendio è partito da alcune tavole di legno e si sono propagate insieme a materiale plastico e della vernice stoccati nel locale. Il rogo è stato messo sotto controllo in breve tempo senza bisogno di usare liquido schiumogeno. Al termine della bonifica è stata messa in sicurezza l'intera area. Ha donato 210 euro pensando di aiutare una famiglia bisognosa, scoprendo di essere stato invece truffato. I carabinieri di Sesti Levante hanno denunciato così un 56enne e la consorte di 50 anni. Su Facebook l'uomo si era qualificato come appartenente alle forze di polizia ed era riuscito a farsi accreditare la somma su una carta Postepay intestata alla moglie. Vittima del raggiro una donna di Casazza Ligure che ha sporto denuncia. Per il secondo anno consecutivo l'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Chiavari promuove insieme ad un'equipe il convegno Giovani e Lavoro. L'evento è stato organizzato in collaborazione con gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori, realtà imprenditoriali e di formazione del territorio. Il frutto di questo percorso sfocerà in un progetto che i ragazzi illustreranno venerdì prossimo all'Auditorium San Francesco di Chiavari davanti agli amministratori regionali. Vediamo. Su che cosa hanno lavorato e stanno arrivando a definire il loro intervento i ragazzi? Ma devo dire che quest'anno abbiamo valutato la persona che lavora non soltanto o che sta per lavorare, non soltanto con le sue competenze tecniche, ma quanto di più su quello che significa essere uomo, individuo, cittadino oggi anche nell'ambito del lavoro. Quindi, e qui devo dire con lo spunto che abbiamo ottenuto dal corpo docenti, esistono delle raccomandazioni a livello europeo dove vengono valorizzate le risorse umane della persona e allora è importante che la scuola dia un indirizzo formativo anche a quelle che abbiamo chiamato brevemente, per sintesi, competenze trasversali, cioè le competenze che riguardano a 360 gradi la persona, l'individuo. Partendo da questo aspetto, gli studenti hanno definito anche una proposta per le istituzioni. Di che tipo? I ragazzi hanno fatto una cosa molto carina, hanno parlato con uno studio legale che si occupa di lavoro, quindi un gius lavorista come si dice, e lo hanno indirizzato a vedere quelle che possono essere le proposte operative da fare in regione affinché ci sia un aiuto. E così, insieme allo studio legale, sono venute fuori delle proposte che adesso non svelo e che il 5 presenteremo e sottoporremo alle istituzioni regionali che avranno il piacere di venire al convegno. Il convegno dunque Giovani e Lavoro si aprirà venerdì alle 10 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, annunciata la presenza dell'assessore regionale alla formazione e politiche giovanili Ilaria Cavo, e approfondiremo il tema anche lunedì sera nella trasmissione direttamente su in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15.
A distanza di 18 anni dal precedente piano, la Regione si è dotata di un nuovo e aggiornato strumento per regolare le attività di cava. Il provvedimento assicura l'ordinato e razionale approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari al fabbisogno regionale delle opere edili, infrastrutture, ripascimenti costieri e difese spondali. Il piano vuole garantire l'interesse economico e strategico dello sfruttamento di giacimenti con uno sguardo al paesaggio e alla tutela del suolo. A Lavagna adesso, con la cerimonia di premiazione che si è tenuta all'Auditorium Campodonico, si è conclusa la quinta edizione del premio Francesco Dall'Orso. Questa edizione è stata particolarmente sentita da tutti i partecipanti per la recentissima scomparsa del maestro Francesco Dall'Orso. Se l'associazione Agorà ha voluto dedicargli un breve ricordo, non sono mancate le parole di quest'ultimo, che quest'ultimo aveva preparato in vista dell'appuntamento. Sentiamo. Nonostante l'età, mi piace guardare avanti e pensare che con l'opera delle mie mani lascerò un segno. Questo auguro a tutti i giovani, di perseguire in ogni campo l'eccellenza. Solo così potranno ottenere grandi risultati e lasciare una traccia nel loro percorso di vita. Queste le parole che lo scultore Francesco Dall'Orso avrebbe rivolto ai tanti giovani che anche quest'anno hanno arricchito il premio promosso dall'Associazione L'Agorà di Lavagna, che da 5 anni a questa parte porta il suo nome. Il discorso, scritto e riposto all'interno di una giacca che il maestro lavagnese si era già preparato in vista dell'appuntamento di fine marzo, è stato ritrovato dalla figlia e letto all'inizio della cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si è svolta all'Auditorium Campodonico di Lavagna. Un testamento spirituale che insieme al suo ricordo ha accompagnato la quinta edizione del premio, la prima senza colui che tutti chiamavano Stea, scomparso il 16 marzo all'età di 98 anni. Sempre stato con noi nelle scorse edizioni ed era lui personalmente a consegnare le targhe ai ragazzi, incitandoli a proseguire quello che era il loro percorso. Se fosse qui oggi, che cosa gli direbbe ancora una volta? Ribadirebbe il concetto di perseguire sempre il bello, e questo è un qualcosa che non è facile da raggiungere, però ci vuole costanza, impegno, e lui diceva sempre: io sono orgoglioso di aver vissuto 100 anni con l'arte e vi auguro di avere la stessa fortuna di vivere tutta la vostra vita con le vostre passioni. I vincitori delle 5 categorie di concorso sono stati Andrea Vittoria Rizzi, atleta della Chiavari Scherma per lo sport, Anid Kulub per la categoria fotografia, Marta De Vincenzi per l'arte, Danilo Lagomarsino per progettualità multimediale e Noa Schenone ed Edoardo Tealdo per la categoria letteratura. Quest'anno il premio speciale L'Agorà è andato al piccolo coro Anna e Aldo Faldi della Scuola di Musica Pucciarelli di Lavagna, che dopo la consegna del riconoscimento si è esibito in un brano dell'opera Brundibar. La Giunta regionale ha aggiornato la carta dei percorsi escursionistici della Liguria inserendone 58 nuovi, tra questi c'è il comune di Santo Stefano d'Aveto. Ad oggi, spiega l'assessore Stefano Mai, i percorsi sono 651 con un aumento dell'11,3% per un totale di oltre 4.000 chilometri. Secondo l'assessore si tratta di un segnale importante per il mantenimento del territorio e per il rilancio del turismo da escursionismo. E l'intesa fra Liguria, Toscana e Lazio per la realizzazione della ciclovia tirrenica è stata presentata alle amministrazioni comunali. Il primo protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra le regioni il 7 aprile del 2017. Per Toscana, Regione Capofila, Liguria e Lazio sono disponibili oltre 16 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnico ed economico e solo dopo parere positivo da parte del Ministero dei Trasporti per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione di un lotto funzionale per ogni regione. Il percorso si snoda per circa 500 km, attraversa 81 comuni e dovrà soddisfare molti requisiti di qualità richiesti dal governo. La ciclovia tirrenica infatti si inserirà nel più ampio progetto di un'unica ciclovia nazionale. E siamo così allo sport, campioni nella vita, è il titolo dell'incontro conclusivo del ciclo organizzato quest'anno dal Comitato di Chiavari del CSI, il Centro Sportivo Italiano. Relatore oggi alla Società Economica l'assistente nazionale Don Alessio Albertini. Le interviste di Roberto Costa. Invitavi tutti ad andare avanti al di là dei risultati. Il risultato nello sport ci sta, perché è così, no? Però è impietoso tante volte.
ma un ragazzo vale sempre di più di un risultato, è molto di più, lo dice anche il nostro inno, dentro ogni maglia c'è un'anima, cioè c'è una storia personale che deve crescere, è questo quello di cui dobbiamo soprattutto occuparci e tenerne conto. Ecco, invitavi tutti all'ottimismo, a trasmettere gioia. Non è così facile, però bisogna sempre tentarci. Noi ci occupiamo del divertimento della gente, perché lo sport è anche divertimento. E se noi non siamo i primi che hanno il sorriso, che hanno un po' di umorismo, che hanno insomma questo ottimismo di fondo, come possiamo far sì che tutto il resto diventi divertente? Ecco, questo è allora l'impegno che dobbiamo anche assumerci. Oggi gran finale. Sì, è la fine di un corso che abbiamo iniziato il 12 di gennaio, il corso si intitolava Mission Educator Coach ed era rivolto praticamente ai tecnici allenatori di calcio, di arti marziali, agli educatori della scuola, ai dirigenti del comitato e agli arbitri. E tanti premi anche agli sportivi abbiamo visto. Sì, gli sportivi del nostro territorio, appunto i campioni nella vita del CSI, non solo per risultati ma proprio per meriti sportivi. Abbiamo tenuto molto in considerazione la lealtà, i principi del fare gruppo, della squadra, dell'amicizia, cioè che sono cose che non devono mai mancare nello sport. Questa mattina a Chiabri è una giornata di musica e sport col CSI. Guarda, è un po' la mia vita, perché comunque io sono anche laureato in scienze motorie, l'altra parte del mio lavoro, oltre a quella musicale, è quella sportiva, sia sul campo con i ragazzi. Scrivendo canzoni che parlano della mia vita mi è venuto naturale metterci lo sport, perché nello sport si insegna veramente a vivere, si impara a diventare uomini attraverso tutte quelle cose che lo sport insegna. Uno sguardo alla nostra programmazione: nella quarta domenica di Quaresima le telecamere di Telepace saranno ospiti della parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo. Il percorso attraverso le realtà della diocesi ci riporta nel Tigullio occidentale, all'interno di una delle comunità dell'ambito di comunione visitato dal Vescovo in queste settimane, affidata a un giovane parroco, Don Paolo Zanandreis. A presiedere a partire dalle 11 la celebrazione eucaristica sarà Monsignor Alberto Tanasini. Telepace entrerà in contatto con questa realtà e con le sue tradizioni nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 31 marzo invece la Santa Messa sarà quindi trasmessa in diretta alle 11 dalla chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo su Telepace 2 canale 85 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani e di lunedì. Domenica 31 marzo ci sarà la fiera di primavera a Sestri Levante in via Nazionale. Dalle 8 alle 20 Anva Confesercenti radunerà 80 commercianti specializzati in abbigliamento e accessori, ma anche in proposte gastronomiche. Seconda giornata per il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, in programma a Chiavari in via Rivarola. Le migliori produzioni enogastronomiche italiane saranno proposte ai visitatori grazie all'organizzazione di Totem Eventi e dell'Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori. Il lupo, le sue abitudini e le sue caratteristiche. Se ne parlerà a Reggio Aglio con inizio alle 11:30 nei locali del centro visite del Parco dell'Aveto. A conclusione della mostra Attenti al lupo. Interverranno Nicola Rebora e Paolo Rossi, due fotografi naturalisti che racconteranno dove hanno scattato le foto esposte nella mostra. Gheana Vota Surva a Cruge, Pinocchio per le vie del borgo, passeggiata con fiaba itinerante con appuntamento alle 13:30 a Prato sopra la Croce per la partenza del bus navetta, l'inizio della fiaba alle 14:30 a Zanoni Alto. Primo appuntamento con i Vespri d'Organo organizzati al Santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, alle 15:30 avrà inizio il tempo di ascolto e preghiera accompagnato dall'organista Guido Ferrari. Nella sede di Spazio Aperto a Santa Margherita Ligure alle 16:30 incontro sul tema Da Moneta a Bacon, un viaggio nell'arte dalla metà del 1800 alla metà del 1900 con Sergio Antola, Maria Benedetta Carosi e Nicolò Calevo. Per i concerti aperitivo a cura dell'Associazione Musicale Sant'Ambrogio, alle 17 al Teatro delle Clarisse di Rapallo, Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte proporranno brani di Mozart, Schubert e Beethoven. Festa di primavera con l'Anfas al Sollevante Club di Cavi di Lavagna alle 18 con musica, buffet e divertimento anche per i più piccoli. Il ricavato servirà a sostenere l'apertura del nuovo centro residenziale di Anfas di Guglio Est. Nella parrocchia di San Giovanni Battista a Recco alle 21 si terrà il concerto Siamo giunti, ecco il Golgota, con il coro Canticorum Jubilo e l'orchestra Janua Ensemble.
Ultimo giorno per visitare la mostra fotografica dedicata alle antiche tecniche di stampa, allestita a Palazzo Fasce di Sestri Levante. È una iniziativa del gruppo Rodolfo Namias. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Lunedì 1 aprile, cinghiali, caprioli, daini, come comportarsi per contenere la diffusione di queste specie e scongiurare danni gravi e incidenti. La cooperativa Olivicoltori Sestresi organizza su questo tema un incontro che si terrà alle 15:30 nella sede di Valle Ragone a Sestri Levante. I principali problemi attuali concernenti l'euro saranno affrontati nel corso della lezione tenuta da Gilberto Cormegna a Rapallo nell'ambito degli incontri dell'Accademia Culturale. L'appuntamento avrà inizio alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Silvana Rigobello terrà una nuova lezione per il ciclo Il miglior viaggio, la lettura, inserito nel calendario degli appuntamenti dei corsi di cultura di Chiavari. Alle 16 nella Sala Livellara si parlerà della figlia del Podestà di Andrea Vitali. In chiusura un'informazione di servizio, perché questa notte torna l'ora legale. Alle 2 del mattino dovremo spostare in avanti le lancette degli orologi di un'ora, passando direttamente alle 3 del mattino. Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più, finalmente giornate più lunghe. Il nuovo orario, l'ora legale, durerà fino a domenica 27 ottobre. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e l'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.